per Milano. Blocco di Davis su Pangos, va fino in fondo che Pangos sotto mano per lui, arriva a schiacciare. Il fallo del numero 1 Burnell. Fallo di Burnell, allora arrivano i cambi. 2 minuti per andare al primo mini intervallo. Devon Hall va fino in fondo in qualche modo per Biliga. Gira in semigancio. Baye che non arriva poi Mascola a prendersi il blocco da Baye. Tira ancora in controtempo, un altro bellissimo canestro per Bruno Mascolo. Melli per Davis, di ritorno per Melli che va ad appoggiare, prendere anche il fallo, quarto fallo. Fallo del numero 2. Che la squadra riparta con l'azione manovrata, ci sono 6 secondi per chiudere l'azione d'attacco. Pangos va fino in fondo, sottomano di sinistro con gli applausi anche di Ettore Messina. Buona azione offensiva di Brindisi che adesso prova a concretizzare con Mascolo. Bowman, 4 secondi per andare al tiro, si alza Bowman da 3. Sale la pressione difensiva anche di Milano, Baye non trova spazio, 4 per andare al tiro, ci prova Barnella da casa sua, tabellone. Protagonista di questa fase del match Jason Barnella, poi Marcus Reed 1 contro 1, va fino in fondo, scarica per la schiacciata di Jordan Baye. 3 minuti e 45 per chiudere la partita. Shields, il pallone per Voigtman, svitamento su piede perno, elegantissimo Voigtman. 30 secondi per chiudere la partita, 18 per chiudere l'azione d'attacco adesso di Milano. 80-78 per Brindisi, la finta di Pangos che va fino in fondo, Kevin Pangos, nuovamente parità, vittoria. Intanto Kevin Pangos splendido in questa sua giocata. Reed, 10 ancora secondi, sale il blocco da parte di Etu che poi si allontana, Reed va fino in fondo, va a tirare e segna Marcus Reed. Time out per Milano. 82-80, splendidamente giocata l'azione d'attacco per Reed che fa una cosa pazzesca. Difficoltà anche a rimettere, Voigtman, Hall tira quasi da metà campo, Milano vince 83-82. Lasciando di ghiaccio i sostenitori di Brindisi, non era metà campo ma poco ci mancava comunque in questo momento della partita. Guardate da dove si è alzato Devon Hall.